Palazzo dei Giganti si tira fuori dal Voltano. La Giunta Firetto, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ha deciso di abbandonare il consorzio acquedottistico, che è una SpA. Ed oggi a rimarcare e difendere la scelta dell'amministrazione comunale, in parte condivisa, in parte contestata, ma c'è anche chi non l'ha perfettamente compresa, ci pensa l'assessore Domenico Fontana, che ha deciso di intervenire per chiarire la posizione assunta dal comune di Agrigento. I detrattori tuona Fontana hanno cominciato a speculare, altri invece hanno legittimamente e correttamente chiesto informazioni sulle ragioni che ci hanno portato ad assumere questa decisione, come hanno fatto correttamente le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL. A chiarimento di ogni residuo dubbio, aggiunge l'assessore di Palazzo dei Giganti, vale la pena precisare che la dismissione della nostra partecipazione in una SpA come il Voltano non è una facoltà ma un obbligo della normativa vigente. Inoltre il grave quadro debitorio del Voltano espone oggi il comune di Agrigento a inutili rischi. Tali rischi sono inutili perché il Voltano non è certamente uno strumento utile per agevolare la scelta fatta dall'amministrazione del Consiglio Comunale sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. La recente riforma varata dall'ARS affida esplicitamente il compito di scegliere il modello di gestione del servizio all'Assemblea territoriale del lato e quindi non potranno avere alcun ruolo in questo processo i singoli comuni, né tantomeno loro eventuali consorzi che non siano realisticamente identificabili come subambiti. Nell'attuale atto di Agrigento, continua Fontana, non esistono tali condizioni tecniche, proprio per evitare derive inutilmente demagogiche e mantenere un profilo coerentemente con la legge e con l'obiettivo di una gestione più efficace ed economica per i cittadini. Abbiamo deciso di non seguire la strada del consorzio dei comuni che hanno consegnato le reti idriche ad Agrigenti Acque, ma abbiamo fatto l'unica cosa che aveva senso in attesa che la regione siciliana facesse il proprio: dichiarare la nostra volontà politica. Per la stessa ragione non riteniamo che vi sia alcuna utilità, conclude Mimmo Fontana, nel rimanere all'interno di una SpA che non avrà alcun ruolo nella auspicata futura gestione del servizio idrico.